Buongiorno. Più o meno. Sono già col fiatone. Allora, il video di oggi non volevo farlo, siccome stiamo tornando sul Quar. Il video ve l'ho già portato un po' di tempo fa, solo che quella volta non si vedeva niente. Oggi dovrebbe essere una salita, tra virgolette, invernale e quindi magari cambia un po'. Allora, dovrebbe esserci neve solo verso la fine, gli ultimi 100 metri di disli. Adesso è tutto così, fango, ghiaia. Sì, tranquilli. Alessia e Nicola si preoccupano per me, chiedendo se sono vivo. Cioè, capisco che ho 5 anni in più, però insomma. No, fanno bene. Lago di Ragogna. Voilà. Quello è il lago di Ragogna. Questa è la... cos'è? La Pittini? Cos'è? Pittini Fantoni. Pittini, Fantoni. Tagliamento. Buone. Buonissimo. Se fossero gratis ancora di più. Questo lo metteremo nel video. Magari così mi tagliano subito. Abbiamo messo i ramponcini, che c'è un po' di ghiaccetto, c'era un po' di ghiaccio in salita, adesso è sciolto tutto, quindi siamo sul fango. Va bene anche sul fango i ramponcini. Devo dire carino con la neve. Sì. Eccoci. Vedo la Madonna in tutti i sensi. Nice. Boh. Iniziamo la discesa. Molto bello il Quar. E, boh, chiaro, l'ultima volta che sono stato non abbiamo visto niente perché c'era una nebbia, aiuto, c'era una nebbia incredibile. C'è un po' di crosta per terra, però poi sotto no, quindi sì, comunque non difficile, molto figo. Non difficile perché sono 5,70 di dislivello circa, e solo che il Garmin mi dice 1,6 km di distanza. Boh,
Sì, tira su molto, cioè molto ripido. Però, insomma, 1,6 km mi pare un po' poco. Boh, non lo so. Ci sarà incasinato il GPS. Il Monte Quar praticamente in italiano vuol dire corno, no? Quar vuol dire corno, quindi in realtà bisognava fare, cioè, ha due cime, no? Dall'alto, non so se adesso magari ve lo metto oppure... Vabbè, comunque c'è quella cima che abbiamo fatto noi e poi era da scendere più o meno dove eravamo prima, lì dalla Forcella, e poi risalire e andare sull'altro. Solo che niente, mi hanno parlato di cibo, mi hanno parlato di fricheria e sì, alla fine ciccia. Boh, ancora cosa avremo? Boh, mezz'ora, meno. 20 minuti, dai. E siamo arrivati. Oh, la strada di rientro più pallosa di sempre. Non finisce più. Era da portare la bici. Sarebbe stato interessante sulla neve. Ho detto che mancavano 20 minuti, mezz'ora fa, manca ancora mezz'ora. Colpa di Nicola, di Alessia che hanno sbagliato strada. Abbiamo trovato un guanto di tipo un dinosauro, cosa può essere? Cioè, fatto così. Anzi, chi sono questi di Star Wars? Di Star Trek, scusa. Come si chiamano? I vulcaniani. Spock. Bene, siamo giunti alle macchine e quindi vi saluto. Lasciate un like e commentate se vi è piaciuto il video, anzi iscrivetevi anche perché vedo che tanti guardano e non si iscrivono. Non va bene. Malissimo. Boh, va bene, ci vediamo prossima volta, non so cosa faremo. Penso ancora sulla neve perché ne è venuta giù abbastanza. Boh, ciao! Ciao ciao!